piccole, sì. Diciamo che comunque anche lo stesso nome che deriva dal latino significa appunto spaccasassi, speccapietre. Sassifraga si spaccasassi, no? Esatto, proprio, quindi specie diciamo straordinarie anche queste dal punto di vista adattativo. E in genere non bisogna lasciarsi condizionare dalle dimensioni, dalla mitezza, tra virgolette, di queste piante, nel senso che sì, sono piccoline, ma rispetto alle congeneri, come dicevi tu prima, che vivono nel bosco, in genere sono più piccole, però hanno un apparato radicale che è un ordine di volte, una decina di volte più ampio rispetto ad esempio diciamo, alla sua congenere, diciamo, boschiva, diciamo così. Ci sono anche qua tantissime specie che si sono adattate, come vediamo nelle immagini, praticamente, diciamo così, a questi tipi di ambienti, a questi macereti, diciamo, calcarei, grazie, diciamo, alla specificità dell'apparato radicale e poi anche dalla forma delle foglie, che in genere sì, bisognerebbe comunque andare a osservare proprio con la lente come sono costituite queste foglie, perché in genere sono molto piccole. Ad esempio la sassifera squarrosa, la moscata, la cesia che accompagna le flore che abbiamo visto prima dei gaioni, ad esempio, hanno le foglie molto piccole, revolute, attorcigliate tra di loro, diciamo, che si avvolgono in qualche modo per limitare, diciamo così, la perdita di acqua per traspirazione da una parte, no? E dall'altra anche sono anche rivestite di pruina cerosa, ad esempio, oppure anche di peli, appunto diciamo, per non perdere acqua, no? Ecco. Un po', no? E l'apparato radicale di cui parlavi è... L'apparato radicale è molto importante perché in qualche modo, diciamo, però diciamo rispetto alle piante dei ghiaioni, in questo caso sono piante che, diciamo, hanno una forma della struttura fogliare dell'apparato radicale di tipo, diciamo, tipo un pulvino, nel senso che avendo questa forma, diciamo, emisferica, all'interno si viene a creare un ambiente molto simile a un terreno quasi, diciamo, agricolo sotto certi aspetti, ricco di humus, dove la perdita di acqua, diciamo, per traspirazione è ridotta all'osso e dove si ha un rapporto, diciamo così, tra la superficie e il volume a favore appunto della minor perdita di acqua. Questo è fondamentale per la sopravvivenza della pianta. Si costruiscono questo cuscinetto praticamente. Esattamente. Per e in genere queste radici possono entrare nelle fessure delle rupi, come in questo caso della sassifraga incrustata, la sassifraga cesia, all'interno anche per mezzo metro, riuscendo, diciamo, probabilmente con sostanze litolitiche a disgregare le rocce e quindi, diciamo così, in qualche modo a insistere su pareti a strapiombo. Ecco, dobbiamo anche considerare il fatto che queste piante diciamo, devono sopportare il vento. Non c'è copertura nevosa, dove la copertura nevosa comunque, diciamo, mitiga il clima locale. Questa è la sassifraga burserana, che è una specie interessantissima, che è una specie endemica anche della nostra, ecco, regione, ma tornando al discorso di prima, ti permette appunto di sopravvivere in condizioni, dicevo, anche di sopportare anche sbalzi di 50 gradi nel giro di una giornata, quindi escursioni termiche terribili che sono, diciamo così, al limite della vita vegetativa. A dura prova, insomma, qualunque tipo di piante. Avete visto quindi quali bellissimi meccanismi adattativi usano le sassifraghe per sopravvivere proprio sulla viva roccia.